Sono state 24 ore di follia a Mogliano Veneto, in località marocchesa, in una villa a ridosso del complesso delle Generali, dove un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia e sotto effetto di droghe, è stato protagonista di due eventi al limite. Prima ha minacciato di dare fuoco all'abitazione dove vive con la nonna e all'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha lanciato loro addosso un fumogeno. Poi, dopo l'arresto e la scarcerazione di qualche ora successiva, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo l'impianto del gas. Per il resto, ore di autentico panico e grande tensione. Ma andiamo con ordine. La prima mobilitazione parte nottetempo. Venite, mio nipote vuole dar fuoco a casa. L'allarme drammatico lanciato al 112 dalla nonna ultra ottantenne. È stata lei a chiedere aiuto di fronte all'uomo in escandescenze, che non si fa remore a lanciare addosso a carabinieri e vigili del fuoco una volta sul posto un fumogeno da imbarcazione. Segue la fuga tra i campi con l'inseguimento che si conclude poco distante. L'uomo con sé ha anche un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. Inevitabile l'arresto, così come l'attivazione dell'iter per la direttissima, anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella casa resta la nonna, non se la sente di parlare, è visibilmente scossa ma estremamente lucida. La sensazione netta è che nonostante tutto voglia ancora tutelare il nipote, quel nipote che troppo spesso la tratta male. Mia moglie l'ha sentito urlare un giorno che stava pulendo qua fuori e urlava cose senza senso e inveiva contro gli anziani. Anche davanti a un complesso come Generali, così c'è gente, c'è sempre persone, però comunque siamo isolati perché non siamo nel centro e sta persona è qua. Ma non finisce qui. Il 39enne rientra a sorpresa nella sua abitazione marocchesa nel primo pomeriggio. Il giudice lo ha appena scarcerato, infatti, senza obblighi. Una volta in casa si barrica dentro e manomette l'impianto del gas. Il rischio esplosione è altissimo. Arrivano nuovamente vigili del fuoco e carabinieri. Subentra anche un negoziatore del reparto operativo del comando di Treviso. L'uomo, già seguito dal SERD e dai servizi sociali, viene accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Una vicenda paradossale che poteva davvero finire in tragedia. Credo che sia inammissibile, credo anche perché era stato arrestato, non c'è stata la convalida dell'arresto e questo è un grande punto interrogativo. Non è stata fatta una verifica sanitaria di questa persona, riportata a casa e portata a casa e ha ricreato le condizioni ancora più pericolose rispetto a questa notte, la notte scorsa. Io devo dire però che io capisco di curare queste persone, sostenere queste persone, però una volta ricordo c'erano, fra virgolette, lo dico, fra virgolette, i manicomi e credo che se ci fossero significava che servivano a qualcosa.